Il Vinitaly 2018 sta confermando che il vino è impresa, è territorio, diciamo il vino è vita, è grande sostenibilità e anche relazione e internazionalizzazione. Nelle due realtà che vi stiamo per raccontare ci sono tutti questi aspetti ovviamente da valutare e sui quali possiamo riflettere. Ecco i servizi. Oltre 30 milioni di bottiglie esportate in tutto il mondo, 2.000 produttori associati e 4.000 ettari di vigneti. Sono questi i numeri di Vivo Cantine, realtà veneto-friulana che da oltre un decennio traina la viticoltura di pianura. Ma il gruppo è diventato un gruppo che non è soltanto impegnato nella trasformazione ma anche nell'imbottigliamento e anche nella diretta produzione. Oggi, da quando siamo partiti da una piccola cantina che era quella di Jesolo, quindi non una zona particolarmente evocata, che faceva sui 60.000 quintali d'uva, oggi ne facciamo 600.000 quintali. Un gruppo, Vivo Cantine, che guarda al futuro e che all'ultimo Vinitaly ha presentato i frutti di un lungo lavoro che si concretizza con la DOC delle Venezie, consorzio istituito ad aprile di un anno fa, con l'obiettivo di sviluppare attività di tutela del Pinot Grigio del Triveneto. Il Pinot Grigio è un prodotto internazionale, cioè viene consumato in tutti i paesi e viene prodotto in tutti i paesi, ma ancora per un po' di tempo il Veneto, il Friuli e il Trentino fanno il 50% della produzione mondiale del Pinot Grigio. Il consorzio diventa lo strumento essenziale per stabilire una strategia. Abbiamo la fascetta con la DOC che ci consente prima di tutto di bloccare la falsificazione, la concorrenza sleale e quindi siamo entrati a livello internazionale sostituendo all'IGT non una copia ma un prodotto nuovo, cioè se domani il Prosecco avesse delle difficoltà noi potremmo contare su un prodotto nuovo, un prodotto che ha delle proiezioni interessanti sul mercato e che può sostenere quelli che sono i redditi degli agricoltori veneti e del Triveneto.